Bene, bene, bene. Beh, doveva arrivare l'occasione giusta, cioè quella di parlare dei migliori hotel nel mondo. Sono 1569 e penso sia il numero giusto perché il pianeta chiaramente ha posti bellissimi in ogni dove, quindi ci sono delle concentrazioni tipo, non so, le Maldive, chiaramente c'è una grande concentrazione di alberghi, gli standard sono chiaramente, inutile dirlo, 5 stelle perché chiaramente è l'ottimale per anche ricaricarsi, no? Riprendersi insomma dalla vita un po' di tutti i giorni, quindi chiaramente ci sono dei posti, dei luoghi come qui a Naturno con Klaus del Prelov, che mi fa molto piacere sia appunto in questa lista, al numero 19, tra l'altro lui non lo sapeva, è una quelle presentazioni che si fanno magari a Parigi con il premier di turno chiaramente presente e partono queste operazioni governative che la Francia, dovendo difendere un po' anche la sua cucina, un po' il suo charme, come dire, ha voluto giustamente fare sia come ristoranti sia appunto come hotel. Ecco, diciamo che il Prelov, se mi posso permettere, non è nuovo, ecco, a questi premi perché qui è tutto molto ordinato, abbiamo una bacheca con riconoscimenti un po' tutti gli anni, ecco, c'è sempre qualcuno comunque che non ultima questa la lista. Sì. Bene. Sì, più o meno ogni anno qualche premio, soprattutto nel reparto spa, riusciamo a prendere. Ecco, anche perché siete in effetti una spa, quindi qui ci sono degli edifici, ma in alcuni si dorme di notte e in alcuni, come dire, ci si rilassa, c'è la cosiddetta Tower Spa, ecco, che sono vari piani di spa, ecco, di Sono 6 piani di strutture spa come sauna, zone relax, piscine, whirlpool, tutto posizionato in quel tower. Quindi proprio dico, tutti i giorni della settimana, quindi è un non stop continuo, quindi c'è, come dire, la famosa gettata che molti alberghi, tra l'altro in classifica, mi permetto di salutare quelli di Almar che abbiamo già visitato, visto che sono vicini anche alla Romagna dove io abito, qua siamo un po' più in là, come dire, nel fine settimana, sabato e domenica, hanno chiaramente un elenco di gettate, qui diciamo, gettate sono tutti i giorni. Gettate abbiamo ogni giorno, abbiamo 4-5 gettate, abbiamo sauna maestra molto bravi, di cui anche una Fitze di livello mondiale, una Fitze che ha fatto il secondo premio sul fitness. Fitze, capo del mondo, come si chiama? Sì. Un campione del mondo. Campione del mondo. Fitze campione del mondo in gettate. Ecco, che fa parte di questa associazione che c'è fra l'Alto Adige, penso anche il Veneto. Sì, c'è anche un'associazione internazionale che fa dei campioni del mondo, dove la nostra Cascia, che fa i nostri Aufguss, ha fatto il secondo posto, vuol dire il Fitze campione del mondo. Lui chiaramente se ne intende, ecco, quindi è praticamente il numero uno, nel senso che io queste cose che poi ho visto in altri alberghi, come dire, sono un po' nate qui, ecco, quindi ecco, il fenomeno parla di questo. È stato bello anche, devo dire, in questi giorni di Merano Wine Fest, insomma, tornare a vedere, in effetti state andando avanti e devo dire qui che ho notato per la prima volta nella suite i lavandini praticamente in camera, i servizi che sono non solo la tazza WC, ma noi in Italia, diciamo al confine, però ancora qui vige il bidet, ecco, quindi la salettina dove c'è poi anche un lavandino, perché i francesi hanno solo la tazza, e quindi questa stanzettina chiusa senza finestre mi sembra un po', no? Un po' poco. Ecco, quindi avere, come dire, una salettina dove fare cose che chiaramente non possono essere in camera, come dicevamo, lo specchio, no? Il doppio lavandino, ecco, queste camere che alcuni anni fa ho visto quando c'è stato un ammodernamento, poi tutti gli anni aggiungete sempre qualcosa, ecco, quindi si cambiano anche, non so, le lampade, i lampadari, così, no? Qual è ogni anno bisogna riposare tutto e ogni anno bisogna investire qualcosa di nuovo, no? Ecco, c'è sempre un piccolo investimento, si cambia sempre qualcosa proprio perché il cliente magari che torna
trova appunto delle novità, e questi sono un po' i segreti, secondo me, appunto del poter essere in una classifica del genere, quindi essere comunque insomma, un albergo veramente appunto ameno, e quindi complimenti, quindi lei si tiene aggiornato, ecco, quindi, oppure come certi stilisti che non sono la moda, ma sono la moda. Quindi Okay. non so se anche lei vive la SPA e sa quali sono le esigenze, quindi come dire, aggiunge. Io poi mi ricordo sempre, spesso nell'edificio quello storico, praticamente questa sauna finlandese con questo marchingegno dove cade una goccia, che è praticamente la goccia che si aggiunge alla perdita di umidità che c'è, no? È un po' come l'appetito. L'appetito, come dire, viene mangiando ma anche digiunando. Allora, digiunando, no, ogni minuto che passa al ristorante gourmet, se passano alcune ore, poi, come dire, esci quasi, insomma, che sei ancora leggero, insomma, dovrebbe essere così, ecco, quindi perché mangi e bevi, non ti ubriachi neanche più di tanto, perché chiaramente è tutto abbastanza intercalato. Ce l'avete ancora questa? Sì, c'è ancora, una delle più vecchie che abbiamo, no? Che nell'altro? Nel mondo delle acque là c'è anche quella sauna. Ecco, perché qui è tutto un universo, qui sì, a Gigiando ogni anno qualcosa, Natore si allarga. Predlov significa, questo è un fiore di loto, mi sembra, sì. Il vostro simbolo. È il nostro simbolo, sì. Sì. E il nome Predl? Sì, è già dal 1700 che esiste quel nome là. È un vecchio maso che si è sviluppato da giorno in giorno, da anno in anno, e adesso anche da 2 anni abbiamo anche l'acqua termale, no? Abbiamo una piscina termale con quell'acqua termale di storico che c'è già da qualche cent'anno. Acqua termale è una sorgente di acqua che c'è qui? A Noturno, sì. Abbiamo fatto portarlo qua in struttura. Ecco, come anche a Riccione all'Atlantic hanno questo collegamento storico antico che hanno solo loro, che prende l'acqua dal mare, e loro sono molto vicini al mare, però per avere proprio il collegamento chiaramente hanno questo chiaramente permesso storico che loro mantengono, perché chiaramente oggigiorno non sarebbe possibile. Sì, ecco. È un sorgente che qua vicino. Quindi l'acqua, come dire, arriva tutto l'anno, cioè tutti i giorni. È una sorgente che l'abbiamo visto anche a questo Sant'Alberico Relais, che si trova praticamente in Romagna, tra l'altro nella provincia di Forlì Cesena, tra l'altro al prefisso 0543 della mia città natale, che appunto Forlì ha una sorpresa, è un convento, praticamente è diventato appunto un albergo, che era il sogno del proprietario che si sta realizzando, e effettivamente sgorga questa acqua, e quindi l'acqua al ristorante è nell'ampolla, quindi praticamente le ampolle vengono riempite, non so se già voi lo fate o lo farete, che può essere un'idea. Non è male, se avete, anche perché insomma è acqua disponibile sempre, e quindi bene, complimenti quindi al Predlov, e chiaramente se io sono qui e c'è stata un po' anche un'urgenza, perché avete cambiato chef, perché come si cambiano i lampadari, si cambiano anche gli chef. No, speriamo di no. Però insomma. Però naturalmente c'è il tempo che passa, ognuno da fare la sua strada. Certo. Angelo adesso è un anno è da noi. Angelo di Donna, che è un cognome importantissimo, perché poi, anche se non sono parenti, il pasticcere di Gennaro Esposito, famoso chef, si chiama appunto così, e quindi sicuramente un nome, un cognome anzi, come dire, importante. C'è lui col fratello. Tra l'altro, il caso vuole, visto che stavo parlando della Romagna, perché nasconderlo, arriva proprio dalle terme di Castrocaro, ecco, quelle frequentate anche dal Duce, ecco, che come dire, portava le sue amanti in questo albergo vicino a Predappio, diciamo così. Quindi bene, e quindi abbiamo sempre questa Dolce Vita Stube. Giusto, la Dolce Vita Stube che è usabile, che è anche prenotabili dai clienti esterni, se vogliono fare un bel menù gourmet. Ecco. Si può prenotare. Certo, c'è sempre questa possibilità. In realtà è diventato un po' tutto gourmet,
Ecco, questa sala che inizialmente con la stella Michelin, no, qualche anno fa, era particolarmente nota e piacevole, come dire, ha un po' contaminato anche il resto del ristorante per gli alloggiati, la cosiddetta mezza pensione, quindi c'è sempre questa bella ambientazione appunto moderna, e quindi adesso che diciamo che tutti i giorni i clienti chiaramente che alloggiano qui quindi hanno questa possibilità, questo menù che cambia. Sì. Ecco, io sono reduce tra l'altro dal menù della domenica sera, che esclude appunto il pesce, ma c'è sempre il menù detox, c'è chiaramente tutto quello che è di terra, quindi anche la carne, e quindi questo menù lungo, un menù che fate la domenica con normalmente portate, 7 portate. Sì, domenica abbiamo 8 portate, normalmente durante la settimana facciamo 7 portate. Ecco, quindi è un po' più lungo. E questo cambia tutti i giorni, quindi per il godimento chiaramente degli alloggiati, mentre invece questo per gli esterni, o comunque anche per chi una volta vuole provarlo, che dorme qua, chiaramente Dolce Vita Stew, affidato adesso a Angelo Di Donna, aperto dal lunedì al venerdì. Lunedì e venerdì, giusto? Esatto, questo è un nuovo trend che sta appunto prendendo, ci dicevano dall'Aurin, appunto di Bolzano, che anche loro hanno fatto questa scelta, perché sembra che poi il cuoco quello chiaramente addetto appunto a questi, come dire, solitamente quando non si occupa solo di quel ristorante comunque preferisca un po' la domenica come giorno di riposo, e quindi anche il sabato se vogliamo, poi diciamo sia un po' più tranquilli forse dal lunedì al venerdì, ecco, si può lavorare meglio, c'è un po' meno da fare, io penso. Ecco. Quindi bene, quindi noi riauguriamo chiaramente, cambiato lo chef, chiaramente anche la stella, visto che siete nel mirino della Michelin, e vengono chiaramente, si informano. Io sinceramente se non fosse arrivata la stella non vi avrei conosciuto, ecco, però ben volentieri siamo venuti appunto a vedere. Quindi ultime novità, a parte quella che abbiamo detto prima, di questo campione del mondo che è qui a disposizione. Giusto. Sì, quest'anno abbiamo aperto una grande zona sopra sul tetto di relax all'alto, Sì. al fuori, così per prendere il sole. C'è anche una sauna e anche un nuovo whirlpool che è usabile tutti i giorni. Questa è nuova, quindi nella tower in cima? Qua sopra, sulla casa principale sopra, vicino alla tower, dove c'è quel ponte che collega il tower. No, io mi sono fermato, ecco, in questa sauna finlandese molto ampia, dove quando c'è la gettata effettivamente sembra di stare in un anfiteatro, e devo dire sarebbe bellissimo fare una foto. Chiaro che non è possibile chiaramente, perché sono tutti nudi, completamente nudi, ma sarebbe bello, ecco, riuscire a fare delle immagini. Anzi io, come dire, visto che adesso imperversa Netflix per tutte le sue serie, cioè fare una cosa dove si vede quello che magari molti non sanno, ecco, vedere qual è appunto il clima. Poi ci sono queste musiche, perché sono 3 pezzi, 3 brani per la durata di 11 minuti, poi magari sono 12, comunque ad esempio mi è capitato, perché ricordo anche i brani musicali, una gettata, quella delle 17, con 3 brani italiani, partendo da Bologna, Lucio Dalla, Roma, Antonello Venditti, e poi siamo andati a finire a Napoli con Edoardo Bennato, con chiaramente questo anche un po' animatore che praticamente, no, è un po' uno sbandieratore, no? con l'asciugamano, no? Cerca di ventilare chiaramente le persone che stanno dentro la sauna, perché mettendo poi queste palle di ghiaccio sui carboni roventi, esatto, poi l'aria si deve muovere, questa rinfrescata, quindi devo dire è particolarissimo, c'è questa musica che ti coinvolge, quasi ti metti a ballare, quindi c'è questo effetto bellissimo che secondo me in un documentario, una serie Netflix non sarebbe male, ecco, da far vedere, nonostante chiaramente siano tutti nudi, ecco, quindi, perché in effetti poi, come dire, stando seduti, comunque in qualche modo non è che si noti nulla di particolare, a parte chiaramente i visi delle persone, ecco, quindi si potrebbe fare una gettata reunion dove chiaramente si firma dal liberatorio, come succede con le riprese, che potrebbe essere un'idea proprio da realizzare qui, secondo me, a Letto. Non so se
se le potrebbe piacere, ci possiamo lavorare. Quindi bene, bene, bene. Ci sono delle specialità che rimangono, perché intanto ieri sera vedevo che quando vai al ristorante c'è la mamma. La mamma. C'è la signora, ecco. La mamma che dà il benvenuto a tutti, ecco, che vengono nel ristorante, giusto? Certo. Quindi ecco, volevo capire se c'è qualche specialità che nel tempo comunque permane, che un po' vi caratterizza, perché il menù vedevo che ha un po' tutte queste cose, non necessariamente napoletane, anche se lo chef arriva di là, ci sono un po' tutte queste cose anche legate, se vogliamo, certe volte al detox. Ci sono chiaramente poi, oltre ai piatti del giorno, poi ci sono questi classici che possono essere i canederli. Poi c'è quella pasta ripiena, ravioli. Esatto, sì. Questi che ha detto lui. Chiaramente quelli non mancano, come ad esempio, questo va detto, delle formule del Preloff è la pensione 3/4. Quindi abbiamo il pomeriggio, abbiamo questa merenda dove ad esempio appare lo strudel. Sì, strudel è un'esclusiva, ecco, quindi c'era chiaramente l'architetto Pondi, che è ghiotta di strudel, che non è venuto alla merenda perché deve stare leggera, sperava di trovarlo a colazione. È chiaro che a colazione non c'è, perché chiaramente ci sono dei momenti, dico bene, ecco, quindi si cerca, chiaramente l'effetto sorpresa deve sempre esserci, e quindi ecco, c'è questa formula che parte dopo il breakfast la mattina, c'è quel buffet pomeridiano che inizia alle 13, dalle 13 fino alle 17. Ecco. Sì, è sempre preparato in modo che è tratta libera, ognuno fa il suo orario. È compreso in questa pensione 3/4, dove tra l'altro poi c'è il gelato al caffè, sempre self-service, quindi dosate, no? Quello che volete, panna montata, no? Panna montata, poi questo strudel con una sua crema appunto adatta, la vaniglia. Esatto, la vaniglia appunto che si abbina, e quindi è questa insomma, anche un po' per chiaramente facendo la colazione abbondante la mattina, poi chiaramente c'è questa pausa senza dover andare chiaramente necessariamente al ristorante, e chiaramente continuare appunto con tutte queste attività, diciamo, termali, che poi chiaramente fanno bene. Ecco, quindi non so se qui c'è anche proprio il cliente detox, come no? Sì, c'è un po' la Fantozzi, no? Qualche cliente che fa il retreat in una settimana, ecco, dove c'è quel menù detox, e ce l'ha poi anche l'acqua termale, che soprattutto è adatto a quelle persone che hanno problemi di reuma, quell'informazione lo fa benissimo in una settimana. Quindi ecco, c'è questa cosa, ecco, quindi no, perché mi viene in mente il fatto di Castrocaro, che è proprio uno stabilimento termale, nel senso che io ho fatto i fanghi quando ancora c'era la mutua che te li metteva a disposizione, quindi andavi alle terme di Castrocaro, che poi adiacente tutto complesso appunto Grand Hotel, e quindi rimanevi appunto in attesa, un po' come per esempio quando qui si arriva, il cliente arriva, c'è una sala d'attesa molto glamour, quindi viene servito un cocktail di benvenuto, quindi c'è questa attesa. Mentre invece quando vai all'USL, comunque vai dal dottore, come ti danno un numero, è un po' diverso. Quindi bisogna dire, ecco, c'è un po' questa cosa qua. Quindi ecco, quello che io notavo ai tempi, diciamo, della Stella Missa nella Saturnia, è che se andavi in un posto come quello in Toscana, che abbiamo appena detto, come dire, andavi praticamente nel posto più divertente, no? Più bello, affascinante che ci potesse essere. E invece le terme di Castrocaro danno più l'idea un po', adesso magari no, ecco, adesso anche loro chiaramente sono rinnovati, però allora erano molto un ospedale, quindi fanno le stesse cose, però, come dire, sono presentate male. Quindi diciamo che anche qui sotto sotto ci può essere anche il medico. Esatto, che quindi può fare questa cosa, però tutto in questa atmosfera dolce vita, un po' anche Barbie. Adesso il film secondo me ha copiato da voi, nel senso che utilizzano il rosa, no? Anche perché poi nelle camere ci sono queste sedie, effettivamente il colore è anche un po' quello della dolce vita, quindi in effetti, però non so se lei è andato a vedere
il film, cioè, sai che ha avuto un grandissimo successo. E quindi bene, complimenti quindi al Prelude. Io penso che, insomma, non dico che abbiamo rivelato tutti i segreti, però insomma qualcosa abbiamo detto. Poi c'è sempre qualcosa in serbo. Cosa vi manca? Cosa c'è che le piacerebbe aggiungere? Sì, naturalmente nella zona spa c'è sempre qualche innovazione che si può aggiungere, anche dei trattamenti in spa. Ogni anno cerchiamo delle novità, delle migliorazioni che aggiungiamo. Ecco. Bene. Io poi devo dire, mi sono divertito molto, perché in realtà, essendo tutto con il personale a disposizione, basta chiedere, eccetera, eccetera, quindi mi sono trovato in momenti di pausa fra un piatto e l'altro, un vino e l'altro, perché poi ci sono questi abbinamenti, il vino al bicchiere, c'è il piatto con scritto sotto anche il vino abbinato, anche i vitigni, che non sono scritti nella carta principale, però sotto c'è scritto che c'è, ad esempio, mi è capitato questo Lagrein, 80% con 20% di mi sembra di Pinot Nero, mi sembra, che è un po' come il Chianti Sangiovese, 20% Merlot, con del Merlot, Lagrein e Merlot. Perché per esempio in Toscana si aggiunge del Merlot al Sangiovese e viene un ottimo vino. Il Lagrein è un po' il vitigno di qua, giustamente devo dire ho trovato questa cosa. Quindi secondo me è molto interessante, anche perché poi la differenza secondo me dalla Stube Gourmet, dove c'è questo percorso dove magari il pane diventa quasi un piatto, viene servito, qui c'è un cestino, tagliate il pane con la sega, no? Con il coltello a sega, e quindi c'è un cestino che poi va messo chiaramente sul tavolo. Anzi, una cosa che devo dire forse non facevate in passato, che la mise en place iniziale contempla anche un burro con un panino. Ecco, che è proprio quello sufficiente per attendere chiaramente che arrivino le portate, queste 7-8 portate che appunto dicevamo. Quindi diciamo che poi con l'olio, ci sono due tipologie d'olio, uno praticamente di Riva del Garda, proprio a livello massimo dove si può produrre l'olio, e poi un altro da Grezzana, Valpolicella, alle porte comunque lì della zona di produzione dell'Amarone, e quindi anche quello un ottimo olio con cui chiaramente poi si può fare la scarpetta, chiaramente, no? Quindi assaggiare, sempre in attesa o fra una portata e l'altra, che possono chiaramente arricchire l'esperienza gastronomica anche al ristorante per gli alloggiati. Ecco, quindi sono un po' tutte cosine che fanno sì poi che si passi appunto una bella serata. Se poi c'è un matrimonio, se poi c'è un compleanno, ci sono tutte iniziative, ci sono tutte anche mise en place, ho notato, molto interessanti, che anche quelle chiaramente sono importanti. Sì. E quindi noi vi salutiamo qui da Naturno, in Val Venosta, e complimenti ancora al Prelude. Grazie. Bene. Perfetto.